Questa è la nostra spiaggia, mia, tutta mia, tutta mia. Dopo tante escursioni, giornata libera oggi è secondo me la più bella. Svegliarsi la mattina, fare colazione e scendere in spiaggia a camminare in un posto del genere è impagabile. Una mattinata stupenda. Passeggiavamo e chiacchieravamo nel giro di un'ora, 2 ore, non so quanto sia passato tra un bagnetto e l'altro. Guardate qua, l'acqua si è completamente ritirata, la bassa marea adesso è piena, totale, e questo è il risultato. Adesso dobbiamo fare una lunghissima passeggiata per arrivare fino alla barriera corallina che è là in fondo e per vedere questa famosa Sardegna 2, questa lingua di sabbia bellissima. Mi raccontavano che per i turisti questa è una bella attrazione, questa sabbia, queste lingue, però per loro è il contrario, perché questa sabbia è il risultato dello tsunami che c'è stato qualche anno fa, che ha lasciato questa sabbia multicolore, un po' rossa, un po' viola, ma lo tsunami però ha spazzato via tutto, oltre tutte le capanne che c'erano qua, mezza foresta, ma soprattutto ha distrutto la barriera corallina, ha distrutto il corallo. Adesso qua davanti c'è il corallo morto e quindi il pesce non si trova più, loro non possono più vivere solo di pesce, perché il pesce fa le uova dentro il corallo vivo. Qua c'è solo corallo morto oramai e quindi devono vivere per forza di turismo. Qua, la famosissima Sardegna 2, guardate qua, si assomiglia alla Sardegna, È un paradiso, un vero paradiso. Questo è quello che loro chiamano il panettone, è una stella marina, però è diversissima dalle nostre, è un panettone effettivamente. Adesso stanno facendo Italia-Kenya. Ma chi sta vincendo? Stanno vincendo italiani. Ah! Però dai signori, dove vi ricapita di fare una partita così sulla sabbia con un tramonto del genere? Solo qua si può fare, è una meraviglia unica, una bellezza unica. Viaggio in Kenya, 10 lode.